Urtata dal passaggio di un pullman mentre insella la bici, perde l'equilibrio e viene investita da un'auto in corsa. Questa è la probabile dinamica del grave incidente in mattinata lungo Viale Trento e Trieste, che ha coinvolto una donna di 60 anni di nazionalità russa, con serie ripercussioni sul traffico dell'ora di punta. L'intervento del SUEM, che ha trasportato la ciclista al pronto soccorso, e della polizia locale per i rilievi hanno infatti bloccato il PUT, creando un ingorgo con rallentamenti e code ben oltre l'anello cittadino, lungo il terraglio anche fino a Preganziol, al punto da spingere il sindaco Mario Conte a scusarsi pubblicamente. Purtroppo quando succedono gli incidenti è inevitabile che il traffico si paralizzi, come purtroppo è successo questa mattina, che poi sono proprio le ore dove i cittadini portano i figli a scuola e vanno a lavorare. Un film già visto troppe volte, ma da Kasugana è pronto un sistema per informare tempestivamente gli automobilisti in ingresso in città della presenza di possibili code, attraverso l'installazione di 15 nuovi display luminosi lungo le principali arterie. Per segnalare appunto questi eventuali disagi, quindi sarà un aiuto importante per i cittadini e uno strumento per l'amministrazione che verrà utilizzato unitamente anche il servizio SMS. Cercheremo di poterlo utilizzare anche nei casi di emergenza come questi, dove il traffico è bloccato per cause di forza maggiore. Display che andranno a sostituire quelli esistenti, già visti in funzione per segnalare le domeniche ecologiche o per accogliere i turisti. Questi infatti, oltre ad essere in parte fuori uso, non sono più a norma ed andranno rimossi. Avendo chiaro comunque, conclude Conte, che se la segnaletica sicuramente aiuta, la cura per la viabilità cittadina è un'altra. Quarto lotto della tangenziale, Terraglio Est, riqualificazione della strada Ovest. La volontà politica è quella di portare avanti nel minor tempo possibile la realizzazione di queste opere.